Appello elettorale finale di queste elezioni regionali del movimento estremista ligure. Amici liguri, volete voi una regione più moderna, una regione all'avanguardia, una regione che guarda al futuro? Cambiate regione, la Liguria non fa per voi. Noi non siamo per fare promesse elettorali che poi nessuno mantiene, come ad esempio il presidente della regione, non faccio nomi per non fare nomi, che ha promesso che lunedì, appena ci sarà la chiusura delle urne, si metterà a dieta ferrea. È una promessa che ha già fatto 1000 volte tutti i lunedì e i risultati sono davanti agli occhi. Perché più che il presidente della Liguria, sentirlo parlare sembra il presidente della NASA, tutta l'avanguardia, tutte cose tecnologicamente avanzate, sembra quasi che se ti viene uno scombussolamento intestinale, boom, schiacci un tasto, arriva un raso, boom, ti porta a cagare sulla luna. Sembra di essere a Cape Canaveral, poi apri la porta, sei a Feggino. Per non parlare degli altri candidati, poi ad esempio il figlio dell'ex sindaco, l'ex figlio del sindaco, quello, adesso non voglio fare nomi per non fare nomi, però quello che è uguale a suo papà, solo che è più vecchio. Lui ha promesso la svolta verde, la svolta green, no? Ha promesso che comprerà migliaia e migliaia di latte di vernice verde per dare la pittura a strade, vicoli e palazzi. L'ecologia, io ho 2 pareti verdi in casa, non è ecologia, è muffa. Procediamo ora per fare l'ultimo appello finale. Voi sapete come funziona l'appello, no? Io dico il nome e chi c'è risponde, presente se c'è, se no assente. Andolfi Giovanni, Arvigo Clarissa, Balestrino Filippo, che mi deve 5 euro per le micette, che ce l'avevo imprestate, che lui voleva fare gli scherzi ai milanesi sulle sdraiette per farli svegliare lì. Però ognuno si prende la responsabilità del proprio scherzo. Cabella Luciana, detta Lulli. Davagna Romualdo Pietro di Rossiglione Superiore. Non chiedeteci se nascono i funghi, che quello lì è omertoso come i mafiosi. Dondero Angiolino. Allah Ahmed Gilberto, che dal colore della pelle non sembra, ma è di Ronco Scrivia. Anche se non ho mai capito perché quelli di Ronco Scrivia devono avere il colore della pelle diverso. Boh, a me sono sempre sembrati uguali a quelli di Busalla. Sarà che non colgo le sfumature. Ivaldi Mario, prima di andare a votare, se puoi, vai a aggiustare il cartello sulla 7 che abbiamo messo, che c'era Isola del Cantone, milanese, fa inversione. È caduto giù con l'ultima burrasca. Lagorio Luca, c'è? Milano Giorgio, detto Suca. Oglietti Giulio, quello di Casal Monferrato, ma per non darne l'occhio, lui dice di essere di Campo Ligure. Paita Antonella, detta Nella, non Lella, che poi adesso in questo periodo, per evitare querele, litigi vari, ha deciso che si farà chiamare Luigi. Parodi Pierpaola, di Isorelle, coniugata con Parodi Pierpaolo, sempre di Isorelle, sono cugini, figli di Parodi Paolo e di Parodi Paola, e fratelli. Beh, a Isorelle si sposano fra cugini e i risultati comunque si vedono. Traverso Arianna, detta quella che seduce per via del fatto che mangia sempre grandissime quantità di pesto con grandissime quantità di aglio dentro. Quindi, amici liguri, l'appello è stato fatto. Per vincere le elezioni però bisogna fare un passo in più. Vi chiedo questo piccolo sforzo, che è il metodo Lussana. Se chiunque di voi, nel suo piccolino, riesce a coinvolgere altre 50.000, 60.000 persone, magari taggandole tutte su Facebook, noi riusciamo a vincere le elezioni. Conchiuderò con una frase del Mahatma Gandhi, che era di Bogliasco, e lui diceva: neanche a Natale ci sentiamo più buoni perché noi scriviamo Milano Suca alle elezioni.